Presidente, oggi si inaugura una realtà aggregativa molto importante, oltre che una struttura che la comunità di Ardegna potrà utilizzare a lungo ed è, diciamo così, un gioiello che si avvicina a quello del castello, il recupero del castello. Sono i due gioielli appunto che sono il frutto dei lavori del post terremoto. Il recupero del castello è veramente importante, tra l'altro tenendo ben presente come era originariamente la struttura prima appunto del terremoto, ed è veramente un piccolo gioiello. Di qua abbiamo un centro polifunzionale a disposizione della comunità tutta ed è davvero molto bello, anche perché permette davvero alla comunità di poter svolgere qui degli eventi durante tutto il corso dell'anno, ed è di nuovo un'area che viene messa a disposizione di tutti i cittadini. L'appello è quello di farla vivere e soprattutto di cooperare all'interno di una... Beh, qui l'impresa diciamo, è sulle spalle della Proloco. La Proloco di Ardegna si è assunta la responsabilità della gestione, è una responsabilità importante, però è anche il segnale che c'è un'associazione, ci sono dei volontari e c'è una presenza anche dei cittadini molto forte sul territorio, e noi auspichiamo e ci auguriamo che questo serva anche ad implementare ulteriormente queste associazioni.